Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Questa è la terza parte dei video. Se non hai visto le altre due, clicca qui in alto a destra nel banner. In questa parte vedrete resina epossidica, come risaltare i buchi delle tarme o dei tarli, non so, e la posa delle mensole e del piano bar in noce. Buona visione! Comincio a rifinire la forma del piano bar. Dovrà essere infilato dentro le travi verticali della tettoia. Quindi predispongo tutti gli scansi e realizzo l'angolo a 90 gradi. Ora passiamo alla resina epossidica. Decido di utilizzarla per riparare quella crepa al centro del piano e far risaltare tutte le gallerie delle tarme. Dopo averle liberate dalla segatura che c'era dentro, le ho riempite di resina, così una volta data la finitura si sarebbero viste tutte le gallerie, in modo che potesse raccontare la sua storia. Non so se avete presente quei bar che hanno il piano tutto rovinato, inciso, che per alcuni è solo rovinato, per me invece racconta la storia di tutta la gente che è passata di lì. Per l'unione di questo pezzo 90 gradi ho deciso di non usare nessun tipo di colla o spine, ma questa aggiunzione di cui non conosco il nome esatto.
Questo perché il pezzo sarebbe dovuto essere montato solo sul posto, altrimenti non sarebbe mai passato attraverso il palo. Il procedimento per questa striscia LED è uguale a prima. Ora tocca alle strisce LED ad incasso. Monto prima il profilo in alluminio e poi la striscia LED. Finalmente il pezzo forte del progetto, il piano bar. Ci è voluto molto tempo e pazienza per realizzarlo. Pensate che questo piano bar è così lungo che ho dovuto portarlo a mano dal mio laboratorio, altrimenti avrei dovuto noleggiare un furgone perché non mi fidavo a caricarlo sul portapacchi dell'auto. Per fortuna non abito così distante. Mettiamo in quarantena il bar per evitare che il polvere o persone vadano a rovinare la finitura, visto che il tempo di essiccazione è almeno 3 giorni per questa marca di resina.
Con il cannello faccio esplodere tutte le bolle all'interno per rendere la finitura più lucida possibile. Siamo giunti alla fine anche di questo video, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti come sono. Non faccio il videomaker, quindi devo imparare a fare anche questo. Lasciate un like e condividete se il progetto vi è piaciuto. Noi ci vediamo sempre mercoledì alle ore 11 con un nuovo video. Ciao! Siamo giunti alla fine per questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come sono. Io non faccio il videomaker, il Minion Leslie. Parla come mangi, Mario. Senti, ma adesso dopo ti riprendo e dico: ah, sapete quello che urla quello che urla nei miei video? Martino.